sono belli spessi e ricci, e quelli di mio papà che sono molto fini e grassi. Quindi ho un capello che fonato tende ad essere tipo mezzo mosso, mezzo no, non si capisce, non è né dritto, cioè né bello liscio, ma né riccio, è un pasticcio, ecco. Quindi per tenerli in ordine li piastro. Ho notato che piastrandoli dopo lavati mi durano puliti un po' di più, però li piastro solo una volta dopo lo shampoo. Dopo vi farò vedere come vengono belli lucidi. Ok, piastrandoli poco, lavandoli poco, ho notato che insomma sono un po' più resistenti e ho anche meno doppie punte, perché prima avevo proprio i capelli, quando li lavavo spesso e quando li piastravo spesso, erano proprio spenti. Quindi anni fa i miei capelli non erano così lucidi e così belli. Nel corso degli anni ho imparato a lavarmeli bene e meno frequentemente. Cosa intendo per bene? So che
suggerirmi un buon prodotto anticaduta. Con i prodotti, cioè con gli shampoo che ho usato, fanno un profumo buonissimo, dopo ne andremo a parlare. Non hanno nemmeno così tanti nodi. Scusate se guardo là sopra, ma lo uso come specchio. Eccoli qua, capelli persi per sempre. Troppi. Allora, che shampoo ho utilizzato? Ho usato il Fructis e questo è antiforfora e fortificante appunto, e per capelli grassi, quindi è un concentrato un po' di cose che servono a me. Ecco perché l'ho preso. Dopodiché mi ci trovo abbastanza bene, fortificante, virgola. Allora, vorrei dire che non è un video sponsorizzato, quindi sono tutte cose che penso provate su me stessa e insomma è abbastanza buono, mi piace un sacco l'odore, infatti è molto molto buono e niente, non è molto fortificante per me. Poi ho usato questa diciamo maschera della Sunslick. Mi piace molto la marca Sunslick perché noto che liscia veramente tanto. Questa è una maschera da tenere un minuto dopo lo shampoo e poi risciacquarla, e appunto è per fare i capelli un po' più lisci, senza effetto crespo, quello che dicevo che io ho. Mi ci trovo molto bene e perché oltre al profumo che mi piace tantissimo funziona veramente, cioè proprio noto la differenza quando lo uso e non lo uso. Uno shampoo che funziona veramente e anche Giammi lo usa, soprattutto Giammi, funziona contro la forfora, è il Restive Oil. Allora è molto costoso perché mi sembra che costi sui 10 euro se non sbaglio, però è l'unico tra tutti quelli che ho provato che funziona veramente. Anche Giammi, quindi anche per voi maschietti all'ascolto, si trova molto bene, e quindi se volete un buon shampoo antiforfora e volete spendere un pochino di più ve lo consiglio. Allora, questo balsamo l'ho provato qui in montagna ai tempi del lockdown e mi ci sono trovata molto bene e mi piace tantissimissimo la fragranza e poi comunque Garnier secondo me fa degli ottimi shampoo. E in più, se volete uno shampoo diciamo cheap che comunque non è così male, perché di solito di questa marca
questa marca lasciavano un po' desiderare. Poi, avendo trovato questo sempre in montagna, perché si vede che magari uno dei miei zii l'aveva lasciato qua, l'ho provato ed è uno shampoo all'olio e non è male, quindi shampoo economico, non male. That's it. Passiamo alla maschera che andremo a fare quest'oggi. Comunque, come vi ho detto, non ho delle grandi preferenze di shampoo, ne provo tantissime perché mi piace provare tantissime cose, poi quando trovo in offerta i miei preferiti li prendo subito. Tipo, vado molto d'accordo con i Pantene, sia shampoo che balsamo, e come vi ho detto la Sunslick. Comunque questi sono tutti shampoo con, secondo me, molti parabeni all'interno. Ultimamente, come vi ho detto, volevo passare a shampoo un po' più naturali, senza parabeni, e ho provato uno della Bottega Verde che era anche fortificante e era al ginger, mi pare, ma niente ragazzi, mi seccava veramente tanto la cute e non mi piaceva per niente. Quindi, se avete dei consigli, sono ben accetti. Quindi facciamo insieme questa maschera che dice di metterla con capelli umidi, lasciare qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Come abbiamo detto, è una maschera all'aloe vera. Il profumo sembra buono, chissà ragazzi, chissà se dico da, se ho fatto un buon affare. Perfetto, vediamo un po', vediamo se devo, è buono, no, l'odore è veramente buono. Vediamo se devo combinare casini. Ecco, tutte le maschere, soprattutto il balsamo, ovviamente non lo metto alla cute, quindi solo su, diciamo, visto che io ho capelli molto lunghi, li metto a metà e ovviamente alle punte, soprattutto alle punte. Soprattutto sulle punte. Il mio italiano scorreggiato. C'era scritto di massaggiare bene, quindi massaggiamo bene, e anche molto ASMR. Tanto me ne è caduto un po' e mi sto lavando, ma va bene così. E poi andremo ad asciugarli, così vi faccio vedere il crespo che intendo. E poi andremo a usare la mia piastra, che è la GHD Platinum Plus, che è stata una pazzia australiana. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma veramente costa tanto. Però insomma avevo bisogno di una piastra, perché tempo fa avevo la bellissima, ma dopo un po' di tempo non funzionava più bene, non me li
del capello. Poi comunque ragazzi, io d'estate non li asciugo praticamente mai, anche perché il phon, la piastra, stressa molto il capello, quindi meno li usiamo meglio è. E soprattutto d'estate bisogna, sotto il sole, quando siamo in spiaggia, utilizzare assolutamente un olio per capelli. Io quest'anno ho usato un olio abbastanza buono della, non mi ricordo la marca, ve la scriverò. Questa piastra arriva a massimo 180 gradi, infatti non brucia il capello, e la particolarità di questa piastra è che sono andata a leggermi tutti i dettagli. Mantiene la stessa temperatura dall'inizio alla fine, quindi è una bomba, perché le altre piastre ovviamente, se hai i capelli lunghi qua li stira bene, ma poi andando sotto, perché perde la temperatura, rimangono sempre un po' oppure durano 5 minuti e poi ti ritorna il crespo. Invece questa qui ragazzi, vi giuro, io li stiro una volta dopo lavati. Adesso li sto stirando molto alla cavolo di cane, però vi giuro che durano un sacco i capelli stralisci. Poi magari vi faccio vedere come faccio un boccolo. Vedete come sono lucidi, sono stra lucidi. Poi io qua ho una rosa, quindi ci devo passare un po' più volte. Scusate se guardo sopra. Eccoci qua. Perfetto. Facciamo l'ultima passatina da questa parte e abbiamo finito. Sentitevi liberi di darmi consigli, sono sempre ben accetti. Perfetto. Poi me li stirerò meglio poi. Ok ragazzi, questo è il risultato finale. Sono molto soddisfatta. Vedete come sono veramente lucidi? Belli. Mi sono dimenticata di farvi vedere i boccoli. Ve lo faccio vedere molto velocemente.
sensazione di felicità, tenetevela stretta e addormentatevi con questo pensiero. Io sarò qua la prossima volta a farvi addormentare, a scacciare i pensieri negativi e ad aiutarvi a dormire. Vi mando un grosso bacione. Ci vediamo nel prossimo video.